Buon pomeriggio e ben trovati a Sicilia 24 Focus, i nostri appuntamenti del pomeriggio dopo il telegiornale per approfondire dei temi. Oggi approfondiamo un tema molto importante che coinvolge l'intera collettività, quelli che sono i servizi di emergenza sul territorio. Emergenza è una grande e importante parola. Partiremo dal cercare di capire che cosa intanto si intende in questi casi per emergenza, che cosa lo è, cosa non lo è e quali sono naturalmente i servizi offerti in questo caso dalla regione siciliana attraverso il numero unico di emergenza, il servizio del 118, insomma ne parleremo e avremo voglia anche di sapere che cosa ne pensate e di raccogliere le vostre domande. Il buon pomeriggio all'ospite che ho in studio, è un operatore del numero unico di emergenza, Salvo Vassallo, buon pomeriggio. Buongiorno, buon pomeriggio. In collegamento invece abbiamo il presidente della SEUS, il dottore appunto Riccardo Castro, in collegamento appena uscito dall'ospedale, diciamo così. Sì, indovinato, dottoressa. Sicuramente sì, buonasera a lei, buonasera. Allora, partiamo da qui. Noi abbiamo una grande opportunità quando in Sicilia abbiamo un problema, quando ci sentiamo minacciati da qualcosa, quando stiamo male, quando impera la parola emergenza. Vorrei capire, e magari lo faccio con entrambi i miei ospiti, quello che significa emergenza, che cosa è l'emergenza e che cosa non la è. Salvo Vassallo. Allora, diciamo che l'emergenza in sé è intesa come aver bisogno di qualcosa, quindi quando qualcuno si sente in pericolo o comunque vede un pericolo è già un'emergenza. Poi questa emergenza può essere classificata in vari modi, in varie situazioni. Comunque un'emergenza già è una parola che comprende tanto e può essere, ripeto, minore, come può essere anche una grande emergenza di vario tipo, di vario titolo. Ecco, Presidente, insomma, per quanto riguarda il sistema di emergenza, che poi significa un sistema tutto tondo, questo adesso lo chiariremo per bene, c'è grande lavoro e devo dire che in questi anni c'è stato anche il fare tanti passi avanti per migliorare anche attraverso la tecnologia l'assistenza all'emergenza, è così? Sì, come diceva l'operatore del NUE, il mio dipendente, Sallo, il servizio proprio che lavora in emergenza. L'emergenza chiaramente, come diceva Salvo Vassallo, è qualcosa di impellente dove si necessita subito di un ausilio. La tecnologia ha fatto enormi passi avanti, devo dire che in tal senso è venuta al fianco della collettività per rendere migliore il servizio. In tal senso proprio approfitto di questa domanda per dire che il progetto 118 volte digitale è un progetto che proprio si incastona perfettamente nell'importanza della tecnologia che ha visto diciamo il suo culmine nel gennaio del 2022, quando sono stati consegnati circa 300 tablet con un'applicazione Sisto, che è un'applicazione stupenda che hanno tutte le ambulanze, che permette di informatizzare tutti i processi del SUES 118, quindi la dematerializzazione e soprattutto un più veloce interscambio tra tutti gli attori dell'emergenza. Quindi, perché sappiamo bene, Roberta, che 10 secondi possono salvare una vita e 10 secondi possono essere recuperati per rendere una diagnosi più veloce. Ecco, questo è in sintesi quello che peraltro ha detto molto bene il Presidente, ma ritorniamo su quelle immagini molto importanti che stavamo per l'appunto vedendo. Lì vedete peraltro appunto gli operatori in mascherina, segnale che questo vantaggio in più che appunto il sistema operativo che stiamo vedendo ha fornito è nato proprio in tempo Covid, no? Diciamo così, lo abbiamo anche noi raccontato attraverso i nostri telegiornali. Questi
questi tablet servono ovviamente per una localizzazione estremamente rapida, laddove i secondi sono veramente preziosi. Ecco, qua vediamo, Presidente, il trasporto ovviamente di una persona che ha bisogno di assistenza medica sull'elisoccorso. Questo è un altro nodo fondamentale, no? Perché chiaramente c'è un filo rosso che lega tutti gli attori del servizio di emergenza. Assolutamente, io permetto di dire, Roberta, in tal senso che l'ammodernamento tecnologico avanza ancora di più, presto avremo un ammodernamento tecnologico nelle centrali operative con la telemedicina, che migliorerà ancora di più le dinamiche, per esempio, sulla rete dell'infarto, sulla rete dello stroke, quindi gli ictus cerebrali, perché veramente ormai la tecnologia sta andando veramente a stringere sempre di più, a rendere più stretti quelli che sono i margini fra diagnosi, terapia e soprattutto una cosa importante, quella dell'appropriatezza anche di una struttura ospedaliera. Si migliora il servizio per portare nei posti più appropriati il paziente a seconda di quelle che sono le proprie condizioni cliniche e la propria patologia. Ecco, quindi cerchiamo di capirla meglio. Ci sarà un arricchimento, diciamo così, all'interno proprio di quelle centrali operative che raccolgono il primo segnale, Vassallo, è questo il progetto? Sì, diciamo che un feedback tra i mezzi di soccorso e quindi gli operatori che lavorano in strada e le centrali operative che gestiscono quell'intervento. Quindi riceveranno, poi il Presidente mi darà conferma, riceveranno quei primi dati che sono fondamentali per poter andare poi a intervenire e mandare eventualmente il paziente nel posto più sicuro e adeguato, quindi ricevendo già a priori, diciamo, la patologia e i parametri vitali di quella persona. Ecco qua stiamo vedendo anche l'arrivo al pronto soccorso. Questa era una clip esplicativa molto, molto interessante. Sta funzionando questo servizio, Presidente? Cioè avete poi testato e portato avanti queste procedure con successo? Assolutamente, Roberto, va avanti e devo dirle, Roberta, che siamo orgogliosi perché tutta Italia veramente indica questo servizio, questa tipologia di progetto fra le migliori a livello di servizio per l'emergenza. Tra l'altro, una cosa importante che ho dimenticato di dire precedentemente è che questo servizio, questo progetto 118 volte digitale ci consente anche, a parte la dematerializzazione, quindi consentire strumenti medici, quindi documenti medici quindi strumenti dematerializzati, ma poi un monitoraggio, una reportistica di tutti quelli che sono gli interventi compiuti dai ragazzi del 118. Perfetto, quindi insomma abbiamo abolito tanta carta, mettiamola così, no? Assolutamente. Abbiamo abolito tanta carta. Allora, diciamo che spesso accoppiamo l'emergenza, il bisogno al problema di salute. Stiamo male, chiamiamo l'ambulanza. Ecco, vorrei un cenno su quelle che sono le ambulanze del 118, che sono, per quello insomma che mi risulta, le ambulanze davvero all'avanguardia. Cosa troviamo nelle ambulanze del 118, Presidente? Ma intanto va detto, Roberta, che noi come parco ambulanze vantiamo uno dei migliori parchi ambulanze, perché abbiamo fatto nel 2021 una gara su 234 ambulanze, un'altra in itinere per 89 ambulanze, quindi abbiamo un parco di tutto rispetto. All'interno chiaramente è presente il defibrillatore, un ecografo, tutte quelle che sono le attrezzature rianimatorie previste per appunto il soccorso del paziente, quindi diciamo tutte quelle che sono le strutture per l'emergenza.
Quindi insomma va bene, allora io nel frattempo invito i nostri telespettatori a non telefonare al numero che vedono appunto in sovraimpressione, il nostro 342 7455 005, in realtà è un numero da utilizzare solo per messaggi di testo. Ve ne leggo uno che riguarda un nostro telespettatore che fa una domanda che riguarda invece i costi eventuali, nel senso, se rimango infortunato in un luogo difficilmente raggiungibile occorre un elisoccorso, quindi occorre l'elicottero. A carico di chi è questo intervento? Ci chiede Carlo, è una domanda credo assolutamente legittima. Presidente, mi risponde lei? Ma i costi chiaramente del servizio sono a carico del servizio pubblico, la regione diciamo, prevede l'assessorato regionale, diciamo, il servizio del soccorso è incastonato all'interno del SUES, quindi della regione. Ecco. Ecco, perfetto, quindi insomma il nostro amico è tranquillizzato almeno su questo punto, ma l'augurio è che non si debba mai trovare in nessun tipo di difficoltà. Allora, dicevo la salute, ma non solo, perché è chiaro che noi ci riferiamo alle ambulanze, anche noi quando raccontiamo la cronaca, sul posto le ambulanze e gli operatori del 118, ma in realtà il servizio di emergenza è come dire, è come una mamma che ha più figli, no? E questi figli sono tutti quanti racchiusi sotto l'egida del numero unico di emergenza. Lo vediamo proprio nella maglia del nostro vassallo che ha scritto 112. In realtà il numero da comporre è sempre lo stesso. Esatto. Che cosa accade quando componiamo il 112? Allora, partiamo dal principio che l'112 è il numero dell'emergenza europeo, quindi diciamo che noi come Italia ci siamo adeguati a tutti quelli che sono gli stati membri della Comunità Europea dove davano, diciamo, per direttive di unificare il numero dell'emergenza e convogliarlo a un unico numero. Infatti da noi esce come NUE 112, che è l'acronimo di numero unico dell'emergenza, quindi noi gestiamo le prime chiamate dell'emergenza, quindi nel momento in cui accade qualsiasi tipo di emergenza e quindi automaticamente la persona, l'utente ha bisogno di aiuto di qualsiasi genere, la prima chiamata arriva da noi. Arriva da noi perché? Il numero unico ha delle particolarità che sono quelle che purtroppo prima non c'erano, che offre la risposta sicura e certa, perché la risposta al numero unico è immediata, con tempi di risposta che vanno dai 2,5 ai 4,5 secondi, quindi le risposte sono immediate. Noi abbiamo la possibilità di, una volta presa la chiamata, il nostro compito è quello di identificare l'utente, perché noi abbiamo tutte le tecnologie che ci porta a poter identificare la persona che chiama da qualsiasi numero e da qualsiasi posto. Quindi identificare il chiamante, dare la risposta immediata e subito capire qual è la loro emergenza, perché a noi interessa sapere perché ha fatto il 112 o il 118 o il 113 o il 115, perché in Italia i 4 numeri dell'emergenza sono sempre rimasti, quindi emergenza sanitaria, vigili del fuoco. Non sono stati cancellati, Assolutamente cioè in realtà è più comodo fare il 112 perché voi convogliate subito. No, è il numero unico, ormai quello è identificato come numero unico. Però anche se viene fatto il 115 o il 118 o il 113, sempre a noi arriva la chiamata. Quindi noi tra l'altro vediamo anche il numero che l'utente ha fatto, quindi già abbiamo una prima indicazione che se ha fatto il 115 sicuramente sarà una chiamata prettamente tecnica. Ok, allora la blocco solo per una cosa. Allora, chiariamo un concetto. Nella centrale operativa, che peraltro è ospitata all'ospedale Cannizzaro di Catania, tutti gli operatori sanno chi chiama, nel senso che arrivano i numeri di telefono ovviamente della persona, sanno anche da dove queste persone chiamano. Allora sarebbe opportuno evitare di fare scherzi a un numero come questo, perché fare scherzi, cosa che peraltro mi risulta essere abbastanza comune e mi stupisco, devo dire, di questa cosa, significa togliere spazio a chi ha veramente bisogno dell'emergenza. Vassallo. Sì, pienamente d'accordo, anche perché noi combattiamo, diciamo, giornalmente con questo. Purtroppo gli scherzi sono degli scherzi continui. Loro non si rendono conto, molte volte non si rendono conto che è vero, il fatto che tu fai una chiamata d'emergenza e quindi vai a occupare una linea che potrebbe essere
li utilizzi e levi quello che può essere il tempo a chi veramente ha bisogno, a parte che crei un danno che è comunque un procurato allarme, a prescindere, ma a parte questo noi abbiamo la possibilità, tecnicamente, perché ci mettono a disposizione il Ministero degli Interni dei sistemi tecnici di equalizzazione che sono molteplici, a parte la cella telefonica e a parte la ML, sono dei sistemi che noi riusciamo ad avere il numero di telefono, quindi anche se uno chiama il numero dell'emergenza con un telefono nascosto, con il numero nascosto, da noi non c'è, da noi si apre tutto. Ecco, abbiamo chiarito anche questa cosa, la diciamo, così evitiamo, no? Non solo, se vengono fatte chiamate da telefoni senza scheda telefonica, perché il telefono può fare la chiamata d'emergenza anche senza la scheda, a noi arriva un numero che è un numero email, è un numero identificativo del telefono, quindi sappiamo, è la carta d'identità di quel telefono. Beh, e questo insomma l'abbiamo chiarito, cerchiamo di evitare di scherzare su queste cose. Allora Presidente, facciamo una domanda al Presidente e poi ci fermiamo per una pausa. Presidente, ci sono luoghi della Sicilia che sono penalizzati da una diciamo scarsa presenza delle ambulanze per l'assistenza? Ma chiaramente le postazioni in tutto sono 252 perché di recente è stata introdotta una nuova postazione a Lampedusa. È vero, ci sono alcune zone magari a volte più distanti diciamo da quella della postazione nel territorio specifico, però devo dire che i ragazzi con grande sacrificio e anche con un sistema organizzato in modo capillare riusciamo sempre ad intervenire nel modo temporale più adeguato. E chiaramente l'individuazione delle postazioni è su base ministeriale e probabilmente il servizio che già comunque è ripeto molto capillare, presente. Certo. Sì, ma probabilmente in futuro si dovrà individuare qualche postazione in più per essere ancora più precisi e presenti nelle varie aree territoriali. Però le posso dire che il servizio di emergenza è proprio istantaneo quando arriva la chiamata, quindi da questo punto di vista non ci sono problematiche di disagi nell'emergenza. Ecco. Diciamo che quindi una eventuale implementazione, non so se è prevista, questo me lo dirà lei, potrebbe aiutare a, come dire, inserire qualche tassello in più, che male non farebbe. Qualche zona magari più esposta, diciamo, messa magari più disagiata, ecco, in un'area più disagiata. Allora, ci fermiamo per una brevissima pausa, torniamo tra poco, ci sono un po' di domande da fare ai nostri ospiti, continueremo a parlare del sistema di emergenza in Sicilia tra poco. Siamo tornati in studio, Sicilia 24 Focus, il sistema dell'emergenza in Sicilia. Allora, arriva una domanda, può chiedere, mi dice il signor Marco al signor Vassallo, se il 118 interviene nelle urgenze psichiatriche? Sì, interviene perché in ausilio, tra l'altro con le forze dell'ordine, perché l'intervento psichiatrico come potrà capire e pensare sono situazioni un po' particolari, no? Nel senso che si va incontro, cioè vai sul posto ma non sai mai quello che trovi, quindi sicuramente quando c'è un intervento che già si sa che è un intervento psichiatrico, sicuramente ci sarà l'ausilio delle forze dell'ordine per lavorare in maniera... Esatto, allora al Presidente invece, perché abbiamo toccato il tema dei luoghi della Sicilia, magari non proprio favoriti anche geograficamente, no? Un signore ci scrive da Monterosso Almo, un paesino in provincia di Ragusa, dove dice non c'è il servizio di ambulanza medicalizzata e diciamo la distanza è di circa 25 chilometri col punto forse più servito. È una richiesta, diciamo così, una richiesta di intervento, Presidente. Sì, il discorso è che richieste ne abbiamo tantissime, dico dovremmo mettere in base alle richieste una postazione per paese, purtroppo non è semplice perché le ripeto, intanto l'individuazione è del Ministero, ma voglio dire il servizio comunque ha una sua temporalità e
da un punto di vista proprio organizzativo è capillare, quindi comunque l'attività riesce a risolvere la problematica emergenziale sempre nei giusti tempi. È chiaro che tutto è perfettibile, Roberta, tutto è migliorabile, sicuramente l'interlocuzione avviata dal mio insediamento e anche spero presto, ecco, di avere magari qualche postazione in più, ma ripeto, è su base ministeriale. È su base ministeriale, certo, assolutamente. Allora, però arrivano delle domande interessanti che aprono probabilmente degli orizzonti. Buon pomeriggio. Chiedono: è possibile effettuare al 112 segnalazioni anonime? E qua mi sembra di no, nel senso che comunque voi sapete chi chiama, però forse il senso è un altro. Da inoltrare alle forze di polizia? Grazie. Assolutamente sì. Noi diamo la possibilità all'utente di rimanere in anonimato, perché in ogni caso ognuno fa una segnalazione che può essere più o meno grave, vuole rimanere in anonimato, noi passeremo la chiamata alle forze dell'ordine specificando che quindi voi l'utente... sapete chi chiama, ma naturalmente no, molte volte, preservate... una volta che chiamano dai cellulari noi abbiamo il numero. Ok. Quindi a noi non forziamo l'utente, perché se deve dare una comunicazione o segnalare una cosa abbastanza pesante noi diamo questa possibilità. Allora, di cose abbastanza pesanti purtroppo ne succedono tante. Noi siamo stati nella centrale operativa del numero unico di emergenza qualche tempo fa, la presentazione di un progetto molto importante che vi sta portando nelle scuole a parlare con i bambini, con gli studenti. So che il Presidente si è emozionato in uno di questi appuntamenti, abbiamo qualche immagine del primo appuntamento in una scuola di Acireale e diciamo che in quell'occasione Vassallo mi ha anche detto: i bambini sono spugne, loro sono favolosi perché apprendono tantissimo. E non è un caso se qualche episodio di cronaca ci ha permesso di raccontare che anche un bambino ha potuto salvare una situazione familiare che precipitava verso, non so, casi di violenza. Vassallo e anche il Presidente. Vassallo. Sì, purtroppo sì, confermo che i bambini e i ragazzi sono ottime spugne, perché vanno a centrare quello che è il problema e centrano quello che è l'emergenza, ma soprattutto sono ottimi veicoli, perché sono veicoli che vengono poi fatti ai fratelli maggiori, ai genitori, ai cugini, ai compagnetti. È una cosa che li affascina abbastanza ed è giusto che loro siano già messi a conoscenza che saper fare una chiamata d'emergenza moltissime volte ti aiuta a salvare una persona. Esatto. Presidente, volevo sentire lei, l'ho chiamata in causa perché insomma so che è stato molto felice di entrare nelle scuole e sentire i bambini anche le loro domande, no? Assolutamente, Roberta, lei ha indovinato perfettamente il sentimento mio che ho avuto, cioè l'emozione, ma è stato stupendo. Abbiamo effettivamente indovinato il focus che ci eravamo posti, l'obiettivo. Siamo andati ad Acireale mentre Salvo Vassallo in maniera sapiente spiegava le dinamiche del numero unico di emergenza. Vedevo questi ragazzi domandare, hanno fatto tantissimi quesiti, tantissime domande. Ma era questo l'obiettivo, cioè questi ragazzi, andare dai ragazzi che, come diceva Vassallo, sono delle spugne, ragazzi oggi che hanno un'enorme capacità da un punto di vista digitale con l'app dei cellulari, esatto, che possono diventare, Roberta, delle armi in più, sono delle armi in più per attivare il percorso di emergenza. Bravissimo Presidente, lo diciamo subito perché questa cosa è importantissima. Ormai noi viaggiamo sull'onda delle app per qualsiasi cosa dobbiamo fare e ce n'è una da scaricare tutti. Qual è, Vassallo? Allora, l'applicazione Where Are You? È un'applicazione appunto che si interfaccia con le centrali NUE 112. È un'applicazione dove hai la possibilità di fare la chiamata direttamente tramite applicazione in vari modi, perché puoi fare una chiamata vocale, una chiamata muta o una chiamata chat, quindi in funzione al tipo di emergenza che hai e nella situazione in cui ti trovi. Ha una particolarità questa applicazione, ha una localizzazione con un margine di errore di 1 metro, quindi noi localizziamo la persona, ripeto, massimo un metro di errore. Tra l'altro abbiamo anche tutto i dati dell'utente, perché una volta scaricato l'applicazione mette tutti i suoi dati, dove tra l'altro c'è anche la possibilità di inserire i numeri AIS. I numeri AIS sono dei numeri di telefono che, di genitori, padre, madre, insomma qualcuno che in quel momento, se dovesse succedere qualcosa, abbiamo la possibilità di chiamare
il parente e avere quindi un punto di riferimento per la persona che sta male. Tra l'altro, sì. Prego, No, dicevo, le varie modalità. Noi abbiamo quella classica vocale, poi abbiamo la chiamata muta, che è una chiamata che si fa sempre però in silenzio, cioè una chiamata che tu fai partire, a noi arrivano i dati della persona che sta chiamando, la localizzazione precisa dove si trova. In linea di massima la chiamata muta viene fatta solo in casi di pericolo, nel caso che non puoi parlare, quindi a te davanti a una rapina, insomma tante situazioni dove tu non puoi parlare. Quindi per noi già è una chiamata di pericolo con un pop-up che si apre, localizzazione precisa, se ha fatto il 112 o il 113 sappiamo, a parte che si apre un ambientale, quindi sentiamo quello che sta succedendo. Quindi individuiamo e mandiamo le forze dell'ordine. La chat per i sordomuti, nel caso non puoi parlare, scrivi. Allora, si chiama Where are you? Inglese, dove sei? Fatelo, scaricatelo, compilate tutto ciò che c'è da compilare, esatto. Anche solo premere potrebbe aiutarvi sì. a salvare una situazione critica. Siamo quasi al termine di questo nostro appuntamento, non so se il Presidente voleva aggiungere qualcosa perché volevo andare su Vassallo su una cosa fondamentale. Prego. Io le volevo dire, proprio per restare in tema, ma sai cosa mi ha detto poi la dirigente della scuola? Mi ha detto che tutti questi ragazzi, che ormai sappiamo che è comune, no? Ormai tutti questi ragazzi hanno tutti i cellulari, mi diceva che hanno quasi tutti scaricato questa applicazione, cioè, ma è una cosa bellissima quello che stiamo creando, questo progetto. È bellissimo, anche a livello proprio della collettività è una cosa bellissima. Allora, per la collettività un'informazione basilare: quando chiamiamo il 112, numero unico di emergenza, è basilare, è fondamentale rapportarsi come? Allora, la cosa fondamentale è quando si fa, prima di preparare, di mandare la chiamata, quindi partire la chiamata, un attimino di capire subito dove si trovano, la via o un punto di riferimento, in modo tale che già alle domande che vengono fatte dagli operatori siano preparati. Mantenere la calma, che è la cosa fondamentale, anche se capisco che ci sono situazioni in cui tu hai delle difficoltà, però quei momenti e quei secondi che passano sono fondamentali. Noi localizziamo la persona, quindi sappiamo da dove sta chiamando in linea di massima, però abbiamo bisogno che ci diano la conferma che si trovano in quella città, in quella via e in quel posto. Poi tutto il resto risponderanno solo alle domande. Io mi premo a dire una cosa: questa intervista che noi facciamo, quindi la localizzazione, l'intervista all'utente e l'individuazione dell'emergenza, del tipo di ente che viene passato, viene fatta in massimo 45 secondi. Quindi attenzione, lei vuole dire, non perdiamoci in chiacchiere, rispondiamo nettamente alle domande, a domanda rispondiamo, senza spiegare altro rispetto a quello che noi ci sentiamo chiedere. È il passepartout, il chiavistello che apre l'emergenza in modo più rapido. Allora, io chiudo chiedendole un ricordo personale. Perché voi siete operatori che mantengono la calma, che devono avere sangue freddo, ma siete uomini, siete persone. C'è stata una situazione limite che avete in qualche modo sventato, salvato? C'è un suo ricordo? Sì, ce ne sono tante. Sì, uno lo ricordo perché è capitato a me personalmente, però devo dire che tutti i colleghi che sono su quella centrale, lavorano sulla centrale, sono stati debitamente addestrati per questo. Quindi per la tranquillità, per essere precisi. Che ricordo? Il ricordo è quello che è arrivata una chiamata da una bambina che era chiusa nel bagno e gridava e piangeva perché il padrigno la voleva picchiare. Io sentivo al telefono il rumore della porta, risentivo sbattere, quindi urla e grida. Ho semplicemente detto alla bambina: stai calma, stai serena, che adesso ti aiuto io. E lì sono andato un attimo fuori procedura. Al collega accanto ho detto: chiama le forze dell'ordine e mandale, perché io avevo già individuato dove si trovava la persona, avevamo i dati, manda i carabinieri. Io sono stato al telefono e ho detto alla bambina: stai in linea con me che ti passo chi ti aiuta. I carabinieri insieme, abbiamo aspettato che arrivasse la macchina, che devo dire è arrivata in maniera velocissima. Abbiamo sentito un po' di trambusto, ma in realtà alla bambina è stato detto: se senti chiamare da una persona che si chiama X, apri. E così è stato, e abbiamo risolto subito. E le confesso anche che io, appena ho chiuso la chiamata, mi sono dovuto alzare da papà e andarmene fuori, perché ho dovuto un attimino riprendermi
dopodiché sono rientrato. E che insomma l'essere esseri umani è comunque un valore aggiunto, su Sì, questo sì, non ci sono sì, dubbi. sì. Presidente, che belle persone che avete all'interno di Seus, che belle persone, ne conosco tante perché sono entrata nella centrale ed è veramente stata una grandissima sensazione. Grazie Presidente Riccardo Castro. Grazie a lei Roberta, una cosa, qualche secondo glielo rubo velocemente solo per dire bellissime persone, io li chiamo i miei ragazzi e spero davvero che la collettività, la gente porti rispetto anche nei momenti emergenziali che sono delicati per tutti, per l'utenza e per i ragazzi che fanno un lavoro davvero delicato e meritano rispetto da parte di tutti. Grazie, grazie ancora, grazie Salvo Vassallo e grazie ai nostri telespettatori. Il nostro appuntamento con il Focus tornerà domani alle 14:30. Buon pomeriggio.